Rieccoci all'appuntamento del mercoledì con il sindaco di Padova Massimo Bitonci a Primus Inter Pares. Abbiamo parlato di molti argomenti interessanti, tra i quali l'unione civile, la riduzione dei costi di questa amministrazione. Durante la pubblicità parlavo con il sindaco, ho detto io continuo a dire la mia opinione che i sindaci prendono poco e quello di Padova prende pochissimo, per non parlare di quello di Cittadella o di altre realtà che sono vicine a noi anche a livello nazionale, però questa è la legge e quindi si continuerà così. Adesso andiamo a parlare, Massimo, un altro argomento importante, tram, filobus, dove hai detto toglieremo il tram, dei costi. Allora andiamo a vedere il primo servizio e poi cerchiamo di commentarlo, vediamo. Filobus o tram? Un dubbio che non esiste per l'amministrazione di Padova, che opta con convinzione per un sistema di trasporto pubblico su gomma alimentato da cavi aerei e da batteria interna e abbandona quindi il progetto di incrementare l'attuale sistema tranviario in funzione ormai da 9 anni con una seconda linea del mezzo su rotaie, che collegando Sarmeola a Ponte di Brenta o in alternativa la stazione a Volta Barozzo sarebbe venuta a costare circa 110 milioni di euro, ovvero 9 milioni al chilometro. Tralasciata l'ipotesi di incrementare un mezzo già vecchio, non più in produzione e di difficile manutenzione, si è scelto invece la funzionalità, il minimo impatto e soprattutto il risparmio, visto che il costo di realizzazione scenderebbe a 3 milioni al chilometro. Un risparmio che potrebbe essere incrementato con la possibilità di avere mezzi lunghi anche 24 metri, sebbene attualmente il codice della strada preveda per simili sistemi di trasporto una lunghezza massima di 18 metri. Una soluzione che sarebbe in linea con le principali città italiane ed europee. E per verificarne la possibilità di ottenere appositi finanziamenti, ma soprattutto certezze sulla possibile realizzazione, nei giorni scorsi il sindaco si è recato personalmente a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per poi affidare ad APS Holding uno studio di fattibilità. Ecco, proprio cambiamo, rivoluzioniamo anche ovviamente per quanto riguarda gli autobus, il tram, la città di Padova, quello che vuole questa amministrazione, Massimo Bitonci. C'è un tema direi fondamentale che è quello relativo a cos'è il Translor, che prende il nome ovviamente dalla città, dall'Or, dove è stato studiato, del tram di Padova, che era nato come un mezzo sperimentale, cioè è un mezzo ibrido perché non ha due rotaie, ha una sola rotaia e ha poi il collegamento aereo con il filo. Un sistema ibrido che però non ha dato un riscontro molto positivo dove è stato installato. Ci sono pochi esempi in giro per il mondo, l'altro esempio veneto è a Venezia, dove hanno scelto anche loro questo tipo di sistema monorotaia. La rotaia, perché questo è un mezzo su gomme, no? Su gomme. Certo. La rotaia fa da guida vincolata, ed è questo il lavoro che fa questa rotaia, però questa rotaia, insomma, per essere posata ed essere implementata in città, insomma, abbiamo visto che problemi che ha creato e che continua a creare, perché la rotaia ovviamente viene a volte intasata, a volte si blocca il mezzo, le biciclette che vanno a finire tra la rotaia magari cadono, le persone che inciampano, abbiamo un sacco di denunce quasi giornaliere. Ha un costo di manutenzione elevatissimo, perché ovviamente questa rotaia va manutentata, ci sono 1,5 milioni di euro di costi al 1° gennaio, cioè per l'anno solo di manutenzione, quindi una perdita secca per quanto riguarda questo tipo di mezzo. Noi pensiamo che questo sia un mezzo superato, non noi, ma tutti, perché la stessa ditta non lo fa più. Cioè, il problema di questo mezzo, che bisognava pensarci quando è stato poi studiato e è stata fatta questa scelta, bisognava pensare a un mezzo standard come c'è in altri paesi, magari in altri paesi europei, magari con 2 rotaie, se si voleva fare con 2 rotaie, oppure un filobus senza rotaia. Si è voluto invece scegliere questa linea, perché? Perché la norma prevedeva che dovesse avere un vincolo. Ecco. Certo. Però vi faccio un esempio, quanto per, io spero che qualcuno anche dell'opposizione ascolti
e saranno molti di questa trasmissione. Verona ha ottenuto anche questo un finanziamento molti anni fa. Doveva essere a guida vincolata. Io ho guardato tutta la documentazione, quindi è inutile scrivere robe che non sono vere. Ecco. A guida vincolata è un filobus, non è un tram. Quindi tutto quello che è stato detto in questi anni, che doveva essere per forza un tram e quindi con la rotaia e così, non è vero, perché la guida col sistema magari vincolato può essere, il vincolo può essere diverso, può essere ottico, può essere di altro tipo, cosa che hanno fatto a Verona, dove adesso va in funzione un tram, che è un filobus che ha perfino una batteria che per 4 km corre all'interno della città senza essere attaccato ai cavi, Ma la ai cavi aerei. Ti interrompo Massimo. Quindi insomma, cioè, in tutti questi anni abbiamo detto delle cose false, sbagliate. Il tram è purtroppo, uno può considerarlo anche bello, è un tram obsoleto che quindi in futuro si avrà. Noi abbiamo comprato adesso dei nuovi tram, no? Li abbiamo comprati da dove? Da Latina, che Latina non è più andata avanti col progetto e quindi c'erano dei tram fermi presso l'azienda e sono stati acquistati ovviamente come dei tram fermi ormai da 4-5 anni o veramente in uso, perché sono stati revisionati e quindi funzionano e tutto, però siamo costretti a comprare dei tram vecchi per far andare il tram di Padova e la ditta non farà più neppure la manutenzione di questi tram fra un po' di tempo e quindi ecco la scelta di andare verso il filobus. Molte città stanno andando verso il filobus. Ho scoperto proprio in questi giorni che perfino nel 2012 la vecchia giunta Zanonato aveva chiesto ad APS Holding di studiare un possibile passaggio da tram a filobus. Quindi adesso vengono a dire una cosa quando nel 2012 sono i documenti avevano chiesto di fare un tram, un filobus al posto del tram e quindi la trovo veramente incredibile questa polemica. Sono stato su a Roma per verificare la questione del finanziamento e mi hanno spiegato perfettamente che il finanziamento che era stato iscritto in una vecchia legge finanziaria, oggi abbiamo letto anche l'ennesima litania di Santini, che quei soldi che dovevano andare a Venezia, Milano e Padova erano stati già da prima destinati solo per l'Expo di Milano, quindi i soldi non c'erano e quindi quando hanno continuato a dire ma sono stati persi i soldi perché non si è voluto continuare a fare il tram, abbiamo sentito i dati veri dal servizio che le due linee sarebbero costate 110 milioni di euro, va bene, e il contributo sarebbe stato di 30, ecco quindi capiamo cosa vuol dire, chi trovava la differenza, dov'era la differenza, anche se fosse stato così, ma i soldi effettivamente non ci sono e non c'erano neanche prima, quindi io adesso andrò in ricerca di fonti di finanziamento per fare filobus che costa invece che 9 milioni di euro al chilometro, costa 3 milioni di euro al chilometro, un terzo. Quindi costa un terzo e quindi effettivamente si può farlo. Domanda e curiosità Massimo, non è che prima di tutto quando si realizzerà questo progetto dell'amministrazione, cioè di togliere il tram e di fare il filobus e di conseguenza la seconda domanda è togliendo il tram e mettendo il filobus, non è magari che la tecnologia fra 10 anni abbiano dei mezzi che non serve nemmeno più i fili sopra il filobus e bastano non so, una carica elettrica per mandarli avanti? Ma questa è una domanda su cui ci siamo confrontati anche con il nostro presidente ovviamente della PS Holding, della mobilità, ma adesso anche di Bus Italia Veneto, ma anche col presidente Mazzoncini, quello di Ferrovie di Stato, che ci siamo visti recentemente, abbiamo discusso proprio questo tema, cioè qual è il futuro della mobilità? È possibile che un futuro ci siano dei mezzi a cui non serva neppure la linea elettrica
Perché? Perché la tecnologia della batteria sta talmente avanzando velocemente e riducendo sempre ogni anno progressivamente di volume e di occupazione, quindi probabilmente quelle grandi batterie che servono adesso e che nel tram di Verona riempiono quasi completamente il tram e il filobus e lo appesantiscono per fare quei 4 km, probabilmente un domani sarà ridotta e quindi sarà possibile avere più potenza e quindi anche ricarica più veloce e così. Però per adesso ci sono città che stanno investendo ancora nel filobus e noi porteremo avanti questo progetto. È logico che se dovessimo trovare una soluzione e negli anni, il che è possibile, escano dei modelli di filobus di 24 metri, perché adesso il limite del codice della strada è ovviamente a 18, no? Mentre il tram può arrivare fino a 24. Ma io penso, e ne ho parlato col Ministero, che stanno producendo una modifica legislativa per andare anche sulla gomma a 24 metri, se dovesse essere così, e se escono dei mezzi completamente elettrici, a questo punto non occorre neppure fare la linea, certo. Nel senso basta dotare la città di un sistema di comunicazione e di trasporto pubblico fatto da mezzi elettrici. Tutto questo, Massimo, oggi oggi ne abbiamo 18, tra quanto si potrà realizzare o è solo sulla carta, è solo un ragionamento? No, diciamo che noi abbiamo già dato l'incarico alla nostra PS Holding proprio con una delibera di giunta per studiare questo progetto. In realtà ci sono già degli studi anche fatti, perché come ripeto erano stati fatti anche in passato. Io penso che dovremmo pensare nell'ottica anche del nuovo ospedale di Padova, cioè di collegare San Lazzaro, perché quindi il tema fondamentale sarà quello di collegare la nuova area con il nuovo ospedale di Padova e la nuova area universitaria con ovviamente la stazione e con il centro di Padova e con i grandi parcheggi anche di Padova, quindi questo sarà il primo tratto ovviamente che noi studieremo come tratto ovviamente filobus elettrico. Il collegamento con l'ospedale è fondamentale, anche lì ci vorranno... nell'idea che l'alta velocità venga potenziata in stazione, quindi non più a San Lazzaro ma in stazione, come da accordi che abbiamo fatto con il Presidente, dicevo, con l'amministratore delegato di Ferrovie di Stato, dove verrà potenziata, do questa notizia, insomma verrà potenziata molto la stazione di Padova. Si sta pensando anche, ne abbiamo già parlato con i tecnici di Ferrovie di Stato, anche uno scavalcamento quasi sopra della stazione, un po' come c'è la Tiburtina, che è stato alla Tiburtina, cioè tutta la parte è sollevata rispetto alla parte relativa alla ferrovia all'alta velocità, in modo che si crei quasi un ponte verso l'Arcella. Sarebbe un sistema anche di collegamento dell'Arcella che è stata tagliata fuori dal resto della città rispetto alla città, perché il cavalcavia Borgomagno ovviamente è un cavalcavia vecchio che anche quello andrebbe rivisto, ridisegnato e sicuramente ampliato. Però il collegamento potrà essere attraverso anche il ponte ferroviario e quindi il primo collegamento che stiamo studiando è quello ferrovia ospedale ovviamente nuovo di San Lazzaro. Con corsie preferenziali come corsie ovviamente dedicate. L'ultima riguardante al tram. Il tram quanto perde o guadagna o va a pareggio a livello economico tra gli introiti dei biglietti, quanto ci rimette, quanto ci guadagna o quanto perde? Allora, il problema del tram è, lo dico su dati che ho studiato proprio in questi giorni, è che c'è un'evasione durante il giorno superiore al 10%, che la sera diventa del 40%. È stato introdotto un nuovo sistema con gli SMS, adesso il pagamento, però purtroppo abbiamo dei furbetti che utilizzano questo sistema anche gli SMS, che adesso però andrà aggiornato, quindi non sarà più possibile craccarlo. Certo. Ecco. Io continuo a dire, siccome il tram ha un sistema di sicurezza per cui quando arriva diciamo così, alla panchina si aprono tutte e tre le porte, io continuo a ripetere che dobbiamo arrivare che l'entrata sia solamente
da una parte. Come in tutte le parti del mondo. Come da una parte, come succede, io l'anno scorso sono stato d'estate a Londra, sono stato più volte a Londra e là tu entri e non esiste che non entri senza biglietto. Cioè, o entri col biglietto, va bene, se non hai il biglietto devi avere la carta di credito che la avvicini a un rilevatore e si scarica direttamente il biglietto. Però lì c'è il conduttore che può vederlo perché è pratico. Qui come fa il conduttore del tram, è un po' più avanti. Però bisogna trovare una soluzione perché ci sia il controllo. Ne ho parlato, verrà, anche questa è una notizia che dopo questa sera, verranno messi dei controllori su tutti i tram. Quindi i furbetti hanno le ore contate perché ci sarà non su un tram sì, un tram no, per cui guardavano se c'era il controllore, no, aspettavano, dopo entravano su quello successivo. Su tutti i tram ci saranno i controllori e dobbiamo ridurre assolutamente questo abuso che c'è perché il tram non sta in piedi. Cioè il costo del tram non sta in piedi, c'è dicevo prima, 1,5 milioni di perdita che viene compensata. Adesso Bus Italia chiude per la prima volta Bus Italia Veneto in pareggio, che è un dato eccezionale. Senza il tram ci guadagnerebbe. Senza il tram ci guadagnerebbe perché il tram di Padova è un buco clamoroso in termini. Qualcuno può dire ma vabbè è bello, mi piace, è utile, sì, ma non si ripaga minimamente. Cioè per la colpa anche di tanta gente che non paga. Quindi bisogna anche pagare un servizio, non si può pensare sempre che i debiti debbano essere ripianati da altri. Quindi i controlli verranno fatti e ci sarà un sistema di sicurezza anche nei confronti delle persone, no? Perché se c'è il controllore c'è anche maggiore sicurezza all'interno dei tram. Quindi abbiamo chiuso questo accordo, quindi ci saranno i controllori fra un po' su tutti i tram. Quindi state attenti, i furbetti che cambieranno le cose sotto questo punto di vista. Cambiamo di nuovo argomento, signor Sindaco Bitonci, andiamo a parlare di stadio, del plebiscito, dell'Euganeo, del parcheggio vicino al plebiscito. Lunedì sera abbiamo avuto ospite nella trasmissione Tutti in Campo l'amministratore delegato Roberto Bonetto e abbiamo chiesto ovviamente com'è la situazione nuovo stadio. Andiamo a sentire cosa dice in trasmissione l'amministratore.